Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano. Oggi portiamo qualcosa di particolare, ragazzi. Mini console, ma non è proprio una console, parliamo di mini Neo Geo, quindi abbiamo un cabinato nella postazione comendiana. E niente raga, abbiamo qua una quarantina di giochi per festeggiare il 40° anniversario. Vediamo che la scatola con joystick bianco e joystick nero. E qua abbiamo il mini cabinato, addirittura possiamo mettere anche degli adesivi, perché per il momento non ho messo. Questo è è il joystick bianco, quello nero non lo andiamo a vedere perché tanto è uguale, solo che in versione nera. Allora ragazzi, io direi di partire. Ragazzi, veramente il cabinato in casa Cube e si gode ragazzi, si gode a cannone. Prima lo vediamo qua e poi lo vediamo qua. Eccoci qua ragazzi, vediamolo prima, diciamo, giocato nella versione proprio il cabinato. Vai. Ok. Cioè, ciao. Neo Geo. Come possiamo vedere ci sono parecchi giochi. Allora, vediamo, aspetta, zoomiamo un attimo, perché se no ho paura. Aspetta un attimo. Ok, cerchiamo di mantenere. Allora, vabbè, cominciamo con un gioco che è leggermente classico. Aspetta, proprio pure che bisogna zoomare un po' di più forse. Ok, dovremmo esserci. Allora, Metal, uh, Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4, 5, King of the Monsters 2, Sengoku 3, Magician Lord, Blues Journey, Shock Troopers, Shock Troopers Second Squad, Robo Army, Crossed Sword, Mutation Nation, Track Count Boot, scusate per l'inglese, The King of Fighters 95, The King of Fighters 97, The King of Fighters 98, 2000, 2002, Heart of Fighting, Fatal Fury Special, Real Boot Fatal Fury, Mark of the Wolves, non li conosco tutti quindi mi scuso per le pronunce un po' curiose, Samurai Showdown 2, Showdown 4 e Vaffancuore, Special, The Last Blade, World Heroes Perfect, Kizuna, Ninja Master, Top Player Golf, Super Sidekick, ciao, Football Frenzy, Blazing Star, Last Resort, Ghost Pilots, Puzzle e basta, si ripetono. Allora raga, cominciamo ovviamente da Metal Slug. Chiaramente è più bello giocarlo dalla televisione ovviamente, però voglio far vedere anche così. Cioè, sentite? Na, na, na. Chiccone obeso ragazzi. Option, mettiamo livello facile. Ok. E andiamo. Ah, ok. Vabbè, ascolta, andiamo. E si parte ragazzi. Salto. Bomboni. Ok. Ciao, vediamo come si vede. Si dovrebbe vedersi. E si gode. Occhio. È una fluidità incredibile e dal vivo è proprio bello, raga. Dopo non so la resa. Godo. Thank you. Occhio. No. Thank you. Ok. Spara tutto. Buono. E godo. Thank you. No. Attenzione all'elicottero.
Ragazzi, abbiamo la sala giochi a portata di mano. E sparali. Oh, buono, buono, godo. Cos'è? Cacchio, mi ha proprio massacrato, ragazzi. Occhio, bravo Kuma. Ecco. Questa è proprio una chicca così da vederlo. Ok, exit. Molto bene. Adesso vediamo un altro così e dopo andiamo però di... Voilà. Vai. The King of Fire. Na, na, na. La 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 la. Sì, livello pippe. Vai. No! Ma guarda, c'è livello facile, bene. Ma stiamo giocando bene. Con il joystick secondo me è un po' più... Silenzio, Beppe. Sono stato umiliato. Ma sono proprio una pippa. Ho livello facile, eh? Ecco, sono morto ancora. Tutto regolare, ragazzi, tutto regolare. Adesso però andiamo, colleghiamolo al televisore per avere un'esperienza sicuramente migliore da un punto di vista videoludico anche per il video. Eccolo qua. Vai che si ciao Fiori, ciao. E adesso siamo, vedi, cioè il mini cabinato è nero e si vede invece bene dal televisore. Perfetto. Allora, alziamo un po' il volume. Ok, mettiamo le scatole in modo che si possano vedere ma che non rompano le balle. Ok, e ci siamo, ragazzi. Vai, rigiochiamolo e vediamolo così. Metal Slug, signori, con il joystick Neo Geo. Ciao. Musica abbastanza iconica. Ok. Vai. No, vabbè, ciao. C'è un'altra cosa. Metal Slug, signori. Mamma mia, bellissimo, è la prima volta che lo provo con voi, eh? E godo. Buono, go. Vai. Vai, no! Buonissimo. Medaglietta. Godimento puro, che mi sta prendendo leggermente. No! Mamma mia, che miscilata, ragazzi, che miscilata.
Aspetta, qua forse però devo un attimo scurire. Abbasso un attimo. Ok. Vai. No! Mamma mia. Fluidità perfetta. No, ciao. Vai, ciao elicotterone. Molto bene. Cioè fai il deghe, ragazzi, questo era proprio bello perché ti sfogava. Aia. Buono, salvato. E thank you. Aia. E crepa. Occhio ragazzi, grandissimo Kume. Il Kume c'è, signori. Veramente siamo a livello pippe. Merda! Vai, 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 vai. Ecco. Ma porca miseria. Sto sì. Buono, exit. Aspetta. Exit. Abbiamo visto Metal Slug, raga, ci siamo gasati insieme. Vediamo per esempio il 4. Mi ricordo l'1, poi non ne ho giocati gli altri onestamente. Na, 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 la, la, la. Ok. Marco, sono io. Alla fine lo stile è quello. Occhio, no, ma no, non devo saltare. Dai, 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 dai. Godo. Cioè la frenesia di sto gioco è una roba gasante. No, ma non posso andare sopra. Non posso stare sotto ancora armato, però Kume sveglia. Go, go. No. Questo ragazzi è da collezione, però ve lo consiglio, è una chicca secondo me da avere. Ok, andiamo a vedere qualcos'altro, grazie. Purtroppo non li conosco tutti. Ecco, vediamo questo, se riusciamo a giocarlo un po' meglio, magari visto che abbiamo fatto abbastanza una figura da barbini. Beh, ecco, diciamo questa sigla, questa musichetta è ipericonica. Anche perché ho messo il livello. Allora, light punch. Allora, leggero, leggero, strong, strong, ok. Game start. Vai. Ce la faremo? Bravo. Dai Kume. A livello pipa possiamo farcela forse. No. Madonna, quello è che tutte le combo che non conosco giocatori di giochi qua solo a Tekken, diciamo. E Virtua Fighter. Buono. No, ma vedi, ma niente. Ma sono una pipa. Niente da fare. Anche a livello minimo sono una delle cose più atroci del mondo. Arco.
E cosa fa? Atti sessuali? No. Oh, ma non ho il tempo. Ma fioi? Niente. The Crazy Pip. Sono la Crazy Pip, signori. Ecco. Molto bene. Grazie, Chiara. Dai, però, fioi, cioè, ma che sbo, a livello bambini di 3 anni, cioè. Vai. Sono tutti degli schemi probabilmente che non conoscono le prese, robe. Ah, vada. Andiamo sempre saltando, dai. Guarda, un colpo manca. Vabbè, ma... Manco male. Ma non meno male, il Crazy Cube. Round 2. No. Bravo Come, dai. Ne vinciamo. No, niente. Guarda che roba! Sono queste le combo che mi mancano. Mamma mia, che pippa atrocissima. Final round. Ah no, qua c'era un... No. Sì, ma non mi lasci neanche il tempo, però... Dio santissimo. Mamma mia, sei impestato, ragazzi. Niente, raga. Sono la VIP. È ufficiale. The Crazy Pip. La The Crazy Pip come indiana. Vai, andiamo con il golf. Primo, hobbies di Fantozzi, il golf. Che poi sarebbe il gioco di golf, che non mi ricordo mai il nome, quello stupendo arcade che ancora adesso è considerato uno dei migliori giochi della history. Non è questo. Che bello l'uccellino. One player. Cioè, guardate la chicca però, ragazzi. Dai. Ok, hole one, 4-4. Andare col driver. Ok. Dai, vecchio. No, erba alta. Rogue. Credo di aver sbagliato qualche cosa. Guarda che pippa che sono. Ma scusa un attimo. Sto sbagliando? No, vabbè. Ma che cazzo sto... No, aspetta. No. Fatemi capire. Rifacciamo un attimo, perché ho capito pippa, ma non proprio fino a questo punto, grazie. Non è molto intuitivo questo. Dai, uccellino, mi ha rotto le palle. Dai. Dai, fammi andare. Vai, Jack Stadle, uno degli uomini più affascinanti del pianeta. Dai, voglio il carry. Try the key ball of the right side. Ok, fairway. Che bello, però questa è una cosa figa.
course. Qua mi fa vedere la buca, ovviamente. Non capisco. Vediamo. Oh, forse ci siamo. No. Crazy Kuma, sbagliato. Allora. Allora abbiamo il vento tira, ok, va verso destra. Ma no. Sì, però non mi dice la distanza, scusa. Sì, ma non deve tirarmi là, però non sto capendo. Boh. Però se non mi dai la distanza la vedo un po' dura per... un tiro sì, sono in fairway, ma non capisco quanto disto dalla buca. Cento yard. Ok. Ma vediamo. Vado lunghissimo. No, no, giusto, giusto. Godo. Però non sono green on. Nice one. Green float to the right. E cosa devo fare? Bello. Niente. Porca. Non è semplicissimo da capire, però. Ok. Cioè, vabbè, ma dai. Raga, sono una pippa. Sono atrocissimo. Ma perché? Perché non entri? Ma porca miseria. Sì, vabbè, ma veramente. Cioè. L'indegno, l'indegno. No, ragazzi, cioè, veramente è impossibile, eh? Gol. Finalmente. Cos'è? Triple boogie? No, 4? Vai, 4 sopra. Questo è un par 5 obeso. Allora, par 5 obeso. Vai. Niente, non ho... Bunker, ma Dio santo. O bunker, lasciavo la scelta. Bello. Mamma mia.
Ce la farò? A fare un tiro del... Ah, niente. Vabbè, poi mi ritiro. Il vento ora vuol dire che conta abbastanza. Proviamo così. My advice if you dare, or make your own choice. Ma basta. Vediamo così se non me la sposta tutta verso destra per capire il vento quanto influisce. Sì, cavolo. Cioè, sì, non è un gran tiro, però... Bello, bello, bello. Ok. On the green. Facciamo così. On the green. Adesso mi viene da piangere, Beppe, mi viene da piangere. Ok, andiamo a vedere il calcio, questo l'ho bruciato in sala giochi, è un altro gioco che ho giocato molto, non quanto Virtua Striker, ma comunque l'ho giocato. Cercando di capire, sono con voi, sto scoprendo con voi questa mini console. Ok, buon. Cosa ho combinato? Ok. Ok, movimenti, long A, passaggio B. Ok. Italia versus Deutschland. Vai, first game. E qua, raga, andiamo veramente nella nostalgia. Nostalgia, nostalgia canaglia. Vai. Kick off. No. E vabbè, dai. No. So che siamo contro la Germania, ci tengo anche a dare un saluto al Kaiser Franz che ci ha lasciati, leggenda del calcio. Guarda, guarda, guarda! Qui non è azzecco una però, E di questo a me piace di più il 2 però. Kick off, perfetto. Bello! No, ma sono forte. Non le prendo mai. Oi. Fiori. Bello. Bello. Dai, come. Fallo, porco. No. Tutte queste scene qua che erano stupende, però nel 2 sono più belle, secondo me. Dai, uno dei nostri. Non ci credo. Che pippa atroce che sono. Bravo. Guarda, lo so. Mamma mia, fiori. 8. Che bello. Chi è? Jürgen Klinsmann? Kick off. Ancora, ma come cazzo la tiro? Niente, loro te la prendono sempre. Cioè a livello facile, sì, ma... Mamma mia, si sono arrugginito. Roba nostra, roba nostra. Calcio d'angolo. Crisi nera, ragazzi, crisi nerissima. Bravo. Ma perché me la fregano sempre? Avara!
Cioè, guarda, è livello difficile, altro che facile. Io comunque ho giocato più al 2, vedendolo così graficamente anche. Poi, ma è impossibile che le prendano tutte. Tutte! Me le pigliano tutte! Non riesco a fare un cazzo di tiro. Tira! Questo è un golazzo. Questo è un golazzo, signori. Con le gnoccolone che mi applaudono. Dai. Da chi si gode? Adesso ho fatto vedere solo alcuni giochi. Con questo finiamo. Però ci tenevo a portare anche una console mini, ne porterò anche altre perché me ne sono arrivate altre. No. Potevo pareggiare, stiamo un po' prendendo la mano, ecco, appena detto. Bravissimo. Bravo. È combattuta adesso, Ora ce la giochiamo, Beppe. Ecco. Niente. No. Sì, vabbè. Grande, dai. Dai, 38 secondi, fioi. Bravo! Non ci credo. Tira! Come cazzo me la pre... Non ci credo. Inaccettabile, signori. Dai, però abbiamo preso la mano almeno. Mi consolo. È finita però. No, non meritavo il 3-1. Non lo meritavo proprio. Dai, dai, dai. Ormai andata. E finisce 3-1. Ah, primo tempo però. Dai, facciamo l'ultimo minuto, dai, vediamo se riusciamo a cazzargli un golletto. E dopo chiudiamo. Bravo. Ma guarda che me la fregano subito. Mamma mia che nervi. Dai che ci siamo. Che gioco, che gioco. Tira, dammi il tiro. Non ci credo. Oh. Tira. Mamma mia, ho impestato. C'è livello il più semplice. Però è troppo divertente. Guarda che passaggi, guarda come giochiamo però. Vabbè. Buono. Ah. Bravi. È importante giocare con... Aia. Difesa arcigna, difesa ormai finiamo, dai. Dammi il tiro. Niente da fare. Non c'è niente da fare. Non gira, non gira. Il cupolotto c'è anche su sti giochi ormai.
Guardalo! Tira! Cioè, me la blocca addirittura. Va bene. Secondo tempo di marca italiana, ma non riusciamo a sfondare. Devo tirare con Ace. È lui il campioncino. 1 minuto e 44 per fare 2 gol, la vedo un'impresa. Ecco. Abbastanza disperata. Ma lui li ritorna sempre, però. Vabbè. Alla fine prendiamo una scoppola importante. Ci sono giochi dove se non gioco tipo del 1600. E non mi arriva mai, non mi torna mai, non mi torna mai. C'è rabbia, c'è rabbia. L'Italia sa di meritare di più. Guarda, ritorna subito. Raga, andiamo, se lo bestemmio in croato. Antico. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Vi ho fatto vedere alcuni giochi. Quelli che ho giocato, diciamo, di più in sala giochi. Ma è veramente una chicca che consiglio in primis da collezione, ma che ogni tanto si può giocare sia in modalità cabinatino che in modalità televisore. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!